Vicepresidente Bolzonello, lei oggi ha fatto una visita all'immaginario scientifico di Trieste, che poi è soltanto uno degli immaginari scientifici distribuiti nella nostra regione. Come si immagina la Giunta regionale il futuro dell'immaginario scientifico? Quali sono le prospettive che si aprono a questa struttura? Beh, prima di tutto dobbiamo dire che l'immaginario scientifico è uno dei componenti imprescindibili per quanto riguarda la parte di, come dire, di formazione, di gioco, turistica, culturale, che riguarda tutta la parte legata alle scienze. Entrare in una delle sedi dell'immaginario scientifico è prima di tutto divertente e si impara divertendosi, quindi, e si impara per i ragazzi ma si impara per gli adulti e non c'è mai non c'è un limite d'età in cui dire entro o non entro, anzi forse anche da adulto si riesce anche a capire una serie di passaggi rispetto alle leggi scientifiche e anche ad applicarle poi con una parte, chiamiamola di svago, che vi assicuro è molto molto interessante. Come mi immagino il futuro? Il futuro ovviamente è difficile per enti di questo tipo che vivono di entrate proprie per un 30% circa, ma l'altro 70% deve arrivare da finanziamenti regionali e statali. E soprattutto mi immagino però un futuro che sia legato, che sia multitasking, che sia legato sicuramente alle scienze, sicuramente alla divulgazione scientifica, dall'altra parte un legame turistico molto significativo perché diventa uno degli asset e lo vediamo perché il 50% delle persone che entrano nelle sedi dell'immaginario scientifico in Friuli Venezia Giulia sono persone che vengono da fuori regione e questo è un altro dato molto importante, quindi fa parte anche di quell'offerta turistica che noi diamo. La parte legata all'istruzione, quindi la parte legata ai nostri ragazzi e poi infine anche la parte culturale, perché alla fine questo è anche un percorso museale, quindi ci sono alcuni dati che portano a dirci che l'immaginario scientifico fa parte anche di quei complessi museali regionali. Mi immagino quindi un istituto che riesce ad essere comunque centrale rispetto a alcuni percorsi, in particolare quello scientifico, quello turistico, quello culturale.